Come ci sono le trappole per i topi, così ci sono le trappole anche per i pesci, purtroppo. E il nostro cogoio è una di queste. Guardate, è una rete conica a forma di imbuto, una sorta di sacco che si restringe sempre di più verso la fine ed è tenuto aperto da alcuni cerchietti. Assomiglia vagamente ad un cappuccio e infatti l'origine latina è quella di cuculus, che significa proprio cappuccio. Il povero pesce, granchio o anguilla che sia, si infila in questa sorta di vicolo cieco e una volta entrato, addio, non ce la fa più ad uscire. Ma di che cosa è fatto un cogoio? Adesso in genere è in filo di nylon, una volta invece era di canapa o di cotone, esattamente come questo che è stato realizzato dalle donne chioggiotte del Palio della Marcigliana, espertissime nei segreti della pesca. A questo proposito sentiamo la nostra Antonella che ci spiega come viene utilizzato un cogoio. Si mettevano dei paletti e si veniva conficcato nella laguna. Poi dentro si faceva una pastura di pesce, di granchio, e il pesce entrava da tutte e due le parti e così non usciva più. Al giorno dopo, successivo, si andava a prenderlo ed ecco che usciva il pesce. Termine che ricorre frequentemente anche nei regolamenti per l'esercizio della pesca, il dialettale cogoio si può tradurre in italiano con cogolaria. Per quanto riguarda poi la doppia versione cogoio o cogoio, sappiamo bene che uno spostamento di accento cambia totalmente i connotati di una parola, per cui se il nostro cogoio è questo, il cogoio è tutta un'altra cosa.